Con Sua Eccellenza, il prefetto di Treviso, come si è trovato qui? Qual è stato il primo approccio con l'Alta Marca Trevigiana e con la provincia di Treviso in generale? Beh, sono arrivato da una settimana circa, l'approccio è buonissimo, ottimo. Ho trovato già un bell'ambiente, accogliente, molto ospitale e sono veramente soddisfatto della nomina a Treviso e appunto del primo impatto. Lei questa sera si trova nel cuore del patrimonio dell'umanità delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Tanti comuni che sono andati insieme verso un unico obiettivo sono diventati patrimonio UNESCO. Ecco, lei conosceva questa zona? No, non propriamente. Tantissimi anni fa ero stato a Treviso, a Vittorio Veneto, ma parliamo di veramente quando ero giovane e quindi sapevo ovviamente che le colline sono patrimonio e l'eccellenza del Prosecco è conosciuta dappertutto, in tutto il mondo, per cui mi era nota la questione. E stasera ho visto poco perché è buio, però ovviamente farò delle passeggiate. Concentriamoci adesso sul tema della sicurezza. Abbiamo visto in questi giorni i cosiddetti aperitivi disobbedienti in diverse piazze dell'Alta Marca Trevigiana, prima Pieve di Soligo, poi Vittorio Veneto e ieri sera abbiamo visto Conegliano. Ecco, come state affrontando questa situazione? Ma teniamo monitorata e sotto osservazione le singole iniziative, non possiamo frenarle perché c'è gente che si dà appuntamento anche solo per una passeggiata come potremmo fare anche noi stessi. Poi ne approfittano per bere un calice che portano da casa o qualsiasi altra cosa e in quel momento abbassano la mascherina. Se osservano le regole, le norme relative alla prevenzione del contagio, quello di mantenere i dispositivi di protezione, appunto le mascherine e il metro di distanziamento sociale, nessun problema. Se interveniamo per scoraggiarli da questa attività, da questo comportamento e nel caso di qualcuno insista magari potrebbe arrivare alla sanzione. Infine, proprio per monitorare anche queste situazioni sarà fondamentale la sinergia che lei creerà con le istituzioni, le amministrazioni comunali locali, i sindaci. Ecco, come si muoverà per iniziare a conoscere tutti i vari amministratori dell'Alta Marca Trevigiana e della provincia di Treviso? Guardi, per me è un principio assoluto quello della collaborazione e reciproca. Io penso che soltanto lavorando in squadra si possano raggiungere gli obiettivi, si raggiungono più facilmente e meglio. Adesso la prossima settimana avrò un primo comitato ordine e sicurezza pubblica con il sindaco di Treviso e il presidente della provincia. Poi man mano, come qui stasera, non mancheranno le occasioni per conoscere il territorio, per conoscere gli amministratori locali e in relazione alle esigenze che il territorio stesso esprime metteremo in campo le iniziative e gli interventi che concorderemo.